campo Lego City Genzano. Buonasera dalla Pala Cesaroni, 13ª giornata nel campionato di Serie A. Torna a giocare in casa Lego City Genzano, che oggi ospita il Ciampino Futsal. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Ricordiamo che non siamo solo in diretta sulla piattaforma di futsaltv.it, siamo anche in diretta sul canale YouTube di Sky Sport. Tra poco andiamo alla lettura delle formazioni. Le squadre si stanno per salutare e ne approfittiamo quindi per andare a scandire i 12 delle due compagini, partendo dalle così di Genzano, che schiera col numero 1 Mammarella, 4 Romano che è il capitano, 6 Castaldo, 7 Fusari, 12 Di Ponto, 14 Fantesele, 19 Richard, 20 Lo Cicero, 21 Barra, 22 Luisigno, 24 Barichello, 30 Pedrigno. Allenatore Ciccio Angelini. Risponde il Ciampino con De Filippis col numero 1, 3 Messina, 7 Teresi, 8 Schininà, 10 Pina, 11 Ferretti, 13 Palmeggiani, 14 Diaz, 20 Gio Salla, 22 Fatiguso, 23 Petrov, 45 Carmeni. Allenatore Daniel Ibanez. Il primo arbitro Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno, il secondo Massimo Seminara della sezione di Palermo. Il crono sarà diretto da Marco Moro della sezione di Latina. Foto di rito per entrambe le squadre, Cositi senza Caruso e Bissoni. Sono queste le scelte di Angelini. Bissoni aveva un problema al polpaccio ed è rimasto fuori nella rotazione invece dei formati. Esce fuori Caruso. Ciampino invece senza Casassa, in porta ci va De Filippis. Ovviamente in settimana ha salutato anche Sutton. Poi parleremo anche delle mosse di mercato delle Cositi, che ha preso Luisigno dall'Olympus, ha salutato Lolo Suazo dopo 2 anni qui alla Pala Cesaroni. Tutto pronto per inizio. E Cositi da sinistra verso destra, Ciampino da destra verso sinistra. Genzano, facciamoci sentire ancora una volta. Sta per cominciare Lego City Ciampino. Arriva il fischio, il tocco di barra, parte Cositi Ciampino con il primo possesso della squadra di casa, con Luisigno che tocca il suo primo pallone con la maglia delle Cositi qui al Pala Cesaroni. Il suo esordio 2 settimane fa, poco prima della sosta per la nazionale, sul campo della Sandro Abate. Intanto Barra, spalle alla porta, lotta con Gio Salla. Sarà un grande duello, l'ultimo tocco è di Barra e quindi si ripartirà con una rimessa per il Ciampino. Tante novità, i Cositi che ritrova Lo Cicero, che qui nello starting 5 andiamo appunto a scandire i 5 scelti da Angelini in avvio, con Mammarella, Lo Cicero, appunto Luisigno, Fantesele a supporto di Barra. Intanto la palla per Ferretti, risponde invece Banies con De Filippis, Gio Salla, Messina, appunto Ferretti e Diaz. Messina, Diaz, Ferretti, 1-2 con Luisigno che non si chiude. Sarà rimessa per le Cositi. Luisigno, Lo Cicero, Fantesele, Barra. Fantesele si accentra, calcia col destro, De Filippis ci mette le mani. Primo squillo della squadra di casa dopo 1 minuto e 4 secondi, come possiamo prontamente rivedere il replay. Il destro di Andrea Fantesele, la risposta da parte di De Filippis. Palla fuori, Luisigno, alto, non preciso. Primo squillo, secondo squillo delle Cositi, il primo per Luisigno.
De Filippis, palla per Ferretta, pressione alta delle Cositi, la palla non è uscita, quindi Joao Salla vuole tornare da Ferretti, passaggio troppo lungo, sarà rimessa per la squadra di casa, che oggi ritrova anche Stefano Mammarella, che ha saltato le ultime 2 gare con Meta Catania e Sandro Abate, sostituito alla grande da Di Ponto. Intanto Barra calcia col mancino, trova una deviazione, calcio d'angolo, il primo di questa, il secondo di questa gara per la squadra quest'oggi in maglia nera. Intanto Luisinho schiacciato, Barra 1-0, passa in vantaggio le Cositi con la terza rete in campionato per Federico Barra. Sul tentativo di Luisinho si rompe il ghiaccio subito qui al Pala Cesaroni dopo 1 minuto e mezzo. Come possiamo rivedere il mancino di Luisinho, il gol di Barra. Ha segnato col numero 21 Federico Intanto lotta Ferretti, l'ultimo tocco di un giocatore del Ciampino, sarà rimessa per le Cositi. Lo Cicero, Fantesele male, riparte Diaz, scappa l'altro numero 14 Joao Salla, rimontato da Barra, calcia col mancino, la tiene Mammarella, subito Mammarella da Luisigno. Lo Cicero, André Fantesele, anticipato Barra che poi rinviene, poi perde il duello in un secondo momento con Diaz e quindi rimesse Cositi. Luisigno, Fantesele, Barra, Luisigno, Barra, Lo Cicero, Fantesele scappa, va via, salta Diaz, palla per Luisigno che era sbucato alle spalle di Diaz, che però ci ha messo un piede, soprattutto una pezza. Sarà calcio d'angolo per le Cositi, che è partita alla grande in questa gara. Lo Cicero, palla fuori per Barra, la palla resta lì, non riesce nel tap-in Luisigno, rimessa credo per il Ciampino, non rimessa dal fondo ma laterale, infatti l'arbitro rettifica. Luisigno in anticipo su Joao Salla. Ferretti, Lo Cicero col destro, colpo di reni di De Filippis che evita il 2-0. Intanto Luisigno, ancora Lo Cicero, ancora De Filippis, ancora Lo Cicero, poi male col mancino. Doppia chance, rivediamo Lo Cicero che ha tentato di sorprendere De Filippis, la grande risposta del numero 1 del Ciampino, Joao Salla. Ferretti, Diaz, torna da Ferretti che ha spazio, va via il numero 11, calcia col destro male sul fondo, pronti 4 cambi per Angelini, fanno il loro ingresso in campo Romano, Fusari, Richard e Pedrigno ed esce tutto il quartetto iniziale della squadra allenata dal tecnico romano. Pedrigno, Sergio Romano, Fusari, ancora Pedrigno, Fusari di prima per Richard, vuole andare da Pedrigno, capisce tutto Joao Salla, poi Pedrigno rinviene e calcia col destro, ci mette le mani di Filippis. Romano palla al centro, poi Pedrigno, ancora Romano, la rimette al centro, ancora possesso ai Cositi con Fusari che carica il destro, Murato, ancora Fusari sul fondo, attacca le Cositi alla ricerca del 2-0. Intanto Pina cerca di saltare, Romano, ultimo tocco del capitano
delle cose in favore del capitano del Ciampino. Joao Salla, pronto anche Petrov per Ibanez. Diaz, Joao Salla cerca e trova Pina, duella con Romano, ancora Pina, Romano ci mette una pezza, poi calcia a Diaz, recupera Pina, Schininà, Pina, palla al centro, capisce tutto Pedrinho che riparte, palla per Romano, troppo lunga. Richard non la tiene, quindi sarà rimessa. Pina, Schininà, ancora Pina, Schininà di prima, buca l'intervento Romano, occhio a Petrov che va via, Petrov, ma Ammarella dice di no, poi non c'è fallo di Fusari, anzi sì, fischiato con un attimo di ritardo da parte del secondo arbitro Seminara. Grande chance per Stranigna Petrov, che ci ha provato col mancino un suo ex compagno Mammarella l'anno scorso insieme al Pescara. Grande risposta del numero 1 delle Cositi. Parte Joao Salla con il destro, Mammarella sul primo palo, non si fa sorprendere estremo difensore delle Cositi. Altra chance per il Ciampino, ancora Schininà, spazza via Fusari, Joao Salla, Schininà lungo, Romano in anticipo, cerca e trova Fusari, marcato da Schininà, Fusari non si fida, spazza via, colpo di testa di Joao Salla per Schininà, di prima da Joao Salla, la palla arriva all'ex di turno Richard, ruleta con l'azione con Fusari, poi lotta con Schininà, non c'è fallo. Grande giocata di Richard, intanto la punizione di Joao Salla era respinta di Mammarella, come il replay, la regia ci ha fatto rivedere. Intanto Petrov, Joao Salla, scucchiaia in avanti, colpo di testa di Pedrinho, poi Fusari, lotta col numero 20 che ha la meglio, Schininà, velo di Joao Salla, ma Petrov non ci arriva. Romano per Richard, Pedrinho, Fusari, va via il numero 7, ancora Fusari, palla al centro, intervento di Schininà che viene ammonito, intervento in ritardo il giocatore del Ciampino. Primo cartellino giallo del match primo fallo per il Ciampino, primo cartellino giallo e quindi calcio di punizione dal limite per le Cositi. Fantesele, voleva Romano, riparte Petrov, rimontato da Fantesele, l'ultimo tocco è di Fantesele, quindi la rimessa è per il Ciampino. Pina intercetta Luisinho, poi Palmegiani, appena entrato in campo, Petrov va via, esce però Mammarella che fa buona guardia. Barrichello,
Romano, Barrichello, Fantesele, rientra anche Lo Cicero, Luisinho, Fantesele rischia, intercetta Petrov, la sfera arriva a Luisinho che torna da Barrichello, Fantesele, Lo Cicero, Luisinho, ancora Lo Cicero, Barrichello, Luisinho di prima, palla lunga per Fantesele, Palmegiani, Schinina per Palmegiani che corre, va via il numero 13, ancora Palmegiani, Mammarella ci mette una pezza, grossa occasione qui per il Ciampino con questa accelerazione di Federico Palmegiani e poi ha tentato un lob, Luisinho intanto spazza via. De Filippis, poi Petrov, Palmegiani col tacco da Ferretti, anzi era Pina, Lo Cicero, Barrichello, pressato da Petrov, deve arretrare Barrichello che spazza via ma c'è Palmegiani, caccia col destro, addosso a Lo Cicero, poi Pina ci mette una pezza ma corre Lo Cicero, va via il numero 20, ancora Lo Cicero, De Filippis col piede destro, ostacolato anche Lo Cicero dal suo ex compagno Palmegiani, due hanno giocato insieme a Latina e a Regalbuto e con il Regalbuto nella stagione 2020-21 hanno vinto uno scudetto under 19. Intanto Luisinho, João Salla anticipa anche De Filippis, uncino velenoso di Luisinho arrivato 3 settimane fa dall'Olympus Roma. Lo Cicero, Luisinho, ancora il numero 20, Fantesele, Luisinho, Barrichello, lotta Barrichello e torna da Fantesele, Luisinho di prima, in anticipo João Salla, tanto rientra Messina al posto di Palmegiani, Ferretti, Messina, Ferretti, 1-2, palla per Diaz, recupera Luisinho, Lo Cicero, De Filippis, poi Barrichello, male sul fondo, grande occasione qui al nono per le Cositi di trovare il 2-0, prima il destro di Lo Cicero e poi la svirgolettata di fatto di Barrichello. Ferretti, João Salla, Ferretti, João Salla, ancora João Salla per Messina, 1-2 che non si chiude, va via Barrichello, a spazio Luisinho, ci mette una pezza Ferretti ma la palla resta lì, Barrichello sull'assist di Fantesele e arriva il 2-0 delle Cositi con la quarta rete in campionato per Mateus Barrichello. Ha segnato, la palla è arrivata a Fantesele, assist facile per Barrichello con Luisinho che ha vinto il duello con Ferretti anche in maniera fortuita, raddoppia la squadra di Angelini. Rivediamo l'1-0 di Barra e il 2-0 di Barrichello, assist intelligente di Fantesele, tanta esperienza qui.
Ferretti, João Salla, ancora Ferretti, in anticipo Fantesele, poi Luisinho, il mancino, Murato. Luisinho, palla fuori per Barrichello, ancora Luisinho, Romano, Luisinho, Fantesele di prima, recupera la palla del Ciampino, Diaz, Ferretti, João Salla, Ferretti, Diaz, Salla, fallo intanto di Barrichello su Messina. Petrov, che ha avuto una grande chance di impattare il punteggio in 1 contro 1 con Mammarella. Colpo di testa intanto di Gastaldo che mette fuori. Palla fuori, Pina col destro, Mammarella in spaccata, dice di no ed evita il 2-1. Questa volée del numero 10 del Ciampino, il miglior realizzatore con 10 reti della squadra di Banias. Ancora Diaz addosso a Romano, ci prova Pina, ancora Mammarella. Pina col mancino, questa volta non riesce ad inquadrare lo specchio della porta e quindi Mammarella pronto al lancio che arriva. Colpo di testa di Pina, la palla arriva a Diaz, pressato da Gastaldo, mette fuori il numero 14 e alla fine la sfera arriva a Mammarella che serve Gastaldo nelle vicinanze. In buca per Barra, lotta con Pina, Barra in possesso, torna all'indietro, Romano attende l'arrivo di Gastaldo, poi sceglie Fusari che ha un po' più di spazio, duella con Petrov, va via Fusari, Petrov capisce l'intenzione del numero 7 che vince comunque il duello, la mette in mezzo. Riparte il Ciampino con Diaz, accelera il numero 14, ancora Diaz, Petrov, palla sul secondo palo, João Salla fa 2-1, transizione perfetta del Ciampino, accorcia la squadra di Bagnes con la 7ª rete in campionato per João Salla che rimette in carreggiata la sua squadra. E quindi 2-1 qui alla Pala Cesaroni, ritorna subito in partita la squadra di Bagnes. Eccolo qui l'autore del 2-1, João Salla, Schininà in avanti per il movimento di Petrov, lungo il passaggio di Schininà, ottima l'idea, meno l'esecuzione, rimessa per Mammarella che neanche qui non è riuscito a dire di no sul tentativo di João Salla. Barra, Gastaldo, la palla arriva a Mammarella, lancio per Barra che la mette giù, lotta con Schininà, alla meglio il numero 8, fallo di Barra, fallo numero 3 per l'Ecositi
Altro fallo, questa volta di Fusari su Schininà. Occhio, i Cositi a 4 falli, a 8:30, 8:28 da giocare. Due squadre che non vincono da tanto. Le Cositi non vince di fatto dall'11 novembre, quando qui batte l'Active Network con un gol di Fantesela allo scadere. Il Ciampino invece non vince dal 4 novembre, dopo il blitz sul campo della Camedosson. Intanto Schininà addosso a Romano. Palla intanto che attraversa l'area, non ci arriva Palmeggiani, ma sarà ancora rimessa per il Ciampino. Ci prova Pina, mura Barra, poi Pina lotta con Fusari, recupera Barra ma la sfera arriva a De Filippis. Schininà, Romano capisce tutto, poi Gastaldo, colpo di testa di Petrov all'indietro per De Filippis che torna da Pina. Schininà, Palmeggiani, lotta con Fusari che lo ferma e riparte. Ha spazio il numero 7, strappo di Fusari, calcia col destro addosso a Schininà. Time out anche per Angelini. Intanto rivediamo le reti con l'1-0 di Barra. Tentativo di Lo Cicero, la chance per Petrov, la parata di Mammarella, l'occasione anche per Palmeggiani, ancora con Mammarella attento. Poi il 2-0 di Barrichello sull'assist splendido di Fantesele, la risposta di Mammarella a Pina e poi la transizione perfetta del Ciampino con il gol di Joao Salla che ha accorciato le distanze. Luizinho, Lo Cicero sul primo palo trova il 3-1 e la terza rete in campionato. Gran gol di Lo Cicero. Ha segnato con la maglia numero 20 Francesco. Un colpo da biliardo di Lo Cicero sul primo palo, ha beffato De Filippis, ha riportato le Cositi sul doppio vantaggio. Intanto fallo su Fantesele da parte di Pina. Terzo gol in 4 partite, vogliamo dire 3 e mezza, perché con l'Olympus di fatto Lo Cicero giocò solo il primo tempo. Intanto Richard va via, ancora Richard, palla al centro, la mette fuori Pina perché Fantesele era lì. Luizinho, Richard, calcia Fantesele sul fondo, voleva la deviazione il numero 14 delle Cositi. Intanto Pina, Schininà, ancora Pina, recupera Richard, spalle la porta. Lo Cicero,
all'indietro da Mammarella. Luisinho, Richard, calcia Luisinho, palla alta, classico rimorchio con Richard che attende il contromovimento di Luisinho, che però non ha inquadrato lo specchio della porta. Intanto Petrov, non si chiude il triangolo con Joao Salla grazie all'intercetto di Fantesele. Rimessa Ciampino, 6:42 dal riposo, 3-1 Ecositi. Luisinho, non salta Joao Salla, poi Petrov col tacco, va avanti Joao Salla, movimento per Palmegiani, Mammarella come un rigore in movimento, poi va via Luisinho, salta Pina, ancora Luisinho, carica il mancino, il tocco sotto, Joao Salla evita il 4-1, riparte Palmegiani, splendida la palla per Petrov che la mette giù e duella con Fantesele, calcia Petrov, intercetta lo Cicero, palla per Richard, la giocata di Richard che va via, ancora Richard, lo Cicero, 4-1, doppietta per Cicciolo Cicero, contropiede perfetto dell'Ecositi, gol numero 4 per Ciccio Lo Cicero. Power play per i Banies. Per i Banies c'è Skinina con la maglia del portiere di movimento. Intanto Mammarella la para, non riesce a calciare, lo fa poi Lo Cicero che trova la deviazione di Diaz. Lancio di Mammarella, rientra in tempo De Filippis che la fa sua. Joao Salla, lancio intanto per Petrov, Mammarella esce, la palla arriva a Diaz che va via, sbaglia tutto, poi Diaz non riesce a tornare da Petrov. Lo Cicero, Gastaldo in avanti per Romano e in anticipo Diaz che serve De Filippis, lancio in avanti, Lo Cicero spazza via ma tra i piedi di Pina, giocata di Pina, fallo di Lo Cicero, fallo numero 5 per l'Ecositi a 5:12 dal termine. Rivediamo intanto la parata incredibile di Mammarella su Palmegiani, un rigore in movimento, da lì è partita l'azione che ha portato, scusate il gioco di parole, al gol del 4-1 di Lo Cicero. Intanto occhio che Pedrigno, la porta è vuota, calcia Pedrigno, la tiene Petrov, riparte l'ex San Giuseppe e Pescara. Skinina, la mette fuori Gastaldo, ancora rimessa per il Ciampino. Petrov, Joao Salla, Petrov, Skinina, Pina, Skinina, intercetta Romano, Petrov, ci prova Pina, Mammarella risponde presente. Petrov, Pina, Skinina, Petrov, Skinina, la palla passa, Mammarella ancora, poi col tacco Joao Salla, che gol di Joao Salla,
dopo il miracolo di Mammarella col tacco fa 4-2, doppietta per João Salla. Rivediamo la super parata di Mammarella, poi col tacco João Salla, palla che dà un bacetto al palo e si insacca. Power play anche per Angelini, c'è Cristiano Fusari con la maglia del portiere di movimento. Possesso della squadra di Angelini, anche per contenere il problema dei 5 falli. Fantesele, Barrichello, pressione alta del Ciampino. Fantesele, Barrichello, Luisinho di prima per Fusari, si scontra con De Filippis, la palla resta lì, calcia Diaz, rimessa per Le Cositi, resta in campo quindi Fusari. 3-12. Barrichello, Barra, Barrichello, Luisinho, Barrichello, Fantesela, spazio Le Cositi, Barrichello, Luisinho, ancora Barrichello, Barra, Barrichello, Fantesele, Fusari era totalmente da solo, Barrichello davanti alla porta, poi per Fantesele che torna da Barrichello. È chiaro il mantra, il leitmotiv delle Cositi, che è un possesso prolungato per cercare spazi e soprattutto contenere i 5 falli, andare a riposo con 2 reti di vantaggio. Intanto qui occhio che Fantesele ha spazio, palla per Barra che sterza, torna da Fantesele che va all'indietro da Luisinho. Era un 3 contro 1 gestito un po' male qui dagli uomini di Angelini. Barrichello adesso abbassa il ritmo, Le Cositi, si alza João Salla, Fantesele, Barrichello, Barra, non c'è fallo su Barra, occhio che la porta è vuota, Diaz e la rete da parte ancora di João Salla che fa tripletta e accorcia le distanze tra le proteste della panchina delle Cositi per l'intervento su Barra non ritenuto falloso, e João Salla fa tripletta e riporta il Ciampino a -1. Luisinho, occhio, sbaglia il destro di Petrov che ha la palla del 4-4 e calcia male da buona posizione. Tanto lancio di Mammarella, mette giù Barra che non la tiene in campo. Pina, Petrov, Messina, lotta con Barra, la rimessa è per Le Cositi. 1:24 al termine del primo tempo. Barrichello, la giocata, la sterzata, poi Luisinho, Fantesele, scivola Barrichello, Petrov 1-2 con Pina che torna da Petrov che carica il destro, Mammarella dice di no. Il Ciampino si sta rendendo molto pericoloso in questo scorcio di gara. Intanto richiamo per Angelini.
Intanto è stato ammonito Pina in questa circostanza. Le proteste intanto della panchina del Ciampino nel richiamo di Manzione. Petrov, Pina, ultimo giro di lancette, power play per il Ciampino. Schinina, Petrov, Schinina, ancora Petrov, Joao Salla, Petrov, Pina non la tiene in campo, rimesse Cositi. Lo Cicero, sterzata di Pedrigno. Romano torna da Pedrigno che però deve sbarazzarsi del pallone sulla pressione di Messina. Rientra Schinina, 36 secondi al termine del primo tempo. Power play Ciampino che si è riportato sulla -1 dopo la doppietta di Lo Cicero. Petrov, Pina, Petrov, Diaz, Petrov, Pina, carica il mancino, palla alta. Vuole battere subito Mammarella, lancio lungo, entra in tempo De Filippis che poi a sua volta innesca Petrov, palla alta. Lancio di Mammarella, anticipato Romano. Pina, spalla alla porta, calcia col sinistro, trova il tocco di Lo Cicero. Sarà calcio d'angolo per il Ciampino quando mancano 10 secondi al riposo. Rientra Schinina per sfruttare questo calcio piazzato. Joao Salla, Schinina, Joao Schinina ancora, ci prova Pina, la palla resta lì con Joao Salla che non è riuscito a calciare. La fa sua Mammarella, lancio lungo. Il primo tempo finisce qui, 4-3 per le Cositi. Andiamo a rivedere ciò che è successo nel primo tempo prima di salutarci. Il destro di Fantesele, poi l'1-0 di Barra sul mancino strozzato di Luisigno, l'occasione per Lo Cicero con la risposta di De Filippis, Mammarella che dice di no a Petrov, poi il 2-0, poi prima l'occasione per Palmegiani, poi il 2-0 di Barrichello sull'assist di Romano con un'azione nata da Luisigno. Poi il destro di Pina, la risposta di Mammarella, la transizione del Ciampino con il gol di Joao Salla che ha accorciato le distanze. Poi il 3-1 di Lo Cicero con questo colpo da biliardo sul primo palo. Il 4-1 delle Cositi con l'assist di Richard e il gol ancora del numero 20 che ha messo a referto la sua doppietta personale. Ma è rientrato in partita il Ciampino che ha trovato, questa è la grande parata di Mammarella su Palmegiani. Poi è rientrato in partita il Ciampino, questo gran gol col tacco di Joao Salla. Il numero 20 poi mette a referto la tripletta con il gol del 4-3 tra le proteste delle Cositi sull'intervento
su barre Cositi che aveva schierato a sua volta il portiere del movimento. Noi ci salutiamo, ci risentiamo tra poco per la ripresa sempre qui in diretta dal Pala Cesaroni.
Riprende la gara, tocco di João Sala, autore di una tripletta nel primo tempo. Un po' il recap con il vantaggio Ecositi con la rete di Barre, il raddoppio di Barrichello, il 2-1 di João Sala, poi la doppietta di Lo Cicero che aveva un po' spezzato l'equilibrio della gara con il gol del 3 e del 4-1, poi il Ciampino è riuscito con 2 reti ancora di João Sala a tornare in partita. Intanto Luisinho per Richard che ha spazio, va via Richard, si scontra con De Filippis, ovviamente involontario il contatto tra i due, e l'anno scorso hanno giocato insieme con la maglia appunto del Ciampino. Richard è arrivato dal Ciampino, ha cercato di saltare ma non è riuscito comunque ad evitare entra Teresi, nuovo arrivato in casa Ciampino, ufficializzato ieri. Ovviamente entra per regolamento perché De Filippis si è ripreso e torna tra i suoi pali. Pina, Petrov, Diaz, João Sala per Pina che va via, duella con Richard che lo ferma, non c'è fallo secondo gli arbitri, riparte l'Ecositi. Luisinho, Pina recupera, alla fine Fantesele la fa sua, poi Mammarella di prima per Lo Cicero, pressato da João Sala, saggiamente la mette fuori il giocatore dell'Ecositi, autore di una doppietta nel primo tempo. Diaz, Petrov, João Sala raddoppiato, la mette fuori Richard. Ci prova Pina, in spaccata Mammarella, poi il colpo di testa di Richard 2 volte. Luisinho da Fantesele, accelera il numero 14, poi Luisinho col mancino, palla fuori. La curiosità è che Luisinho ha realizzato 2 reti in questo campionato, entrambe con la maglia ovviamente dell'Olympus Roma, e ha segnato proprio contro il Ciampino alla seconda giornata di campionato. Del 3-1 ha aperto le danze con il gol dell'1-0. Diaz, lancio lungo, arriva dalle parti di Mammarella. Lo Cicero, Luisinho attaccato da Diaz, la palla esce. Rimessa per la squadra ospite con Petrov alla battuta. Petrov che ha avuto una grande occasione nel primo tempo di impattare il punteggio, anzi in ben 2 circostanze. Intanto va via Pina, esce Mammarella che trova anche la deviazione di Luisinho. Poi ci prova Diaz, palla alta, doppia parata di Mammarella. Nel primo tempo stavamo parlando di Petrov che poi ha anche calciato male da buona posizione. Miracolo poi di Mammarella su Palmegiani, un rigore in movimento che ha portato al gol del 4-1 di Lo Cicero. Lancio di Mammarella, mette giù Richard che non la tiene in campo. Ovviamente non al top della condizione Richard Gutierrez, è stato fermo di fatto 4 mesi, si è fermato dopo la preparazione, ha fatto il suo esordio sul campo della Sandro Abate. Intanto ancora Petrov, rimonta Luisinho, rimessa dal fondo e non calcio d'angolo, quindi Mammarella pronto al lancio che arriva
con De Filippis che anticipa le intenzioni di Barra. Fantesele, Lo Cicero, Mammarella, Luisinho di prima per Lo Cicero, esce bene qui Lecositi, va via il numero 20, poi torna da Luisinho, l'imbucata, alla fine recupera Diaz, va via Pina, fermato da Fantesele, ancora Diaz, Mammarella con la faccia, dice di no. Grande risposta del numero 1 sul tentativo di Diaz che aveva eluso la marcatura di Fantesele, calciato a botta sicura. Esce Mammarella con colpo, entra di punto come però già successo prima tra De Filippis e Teresi. Intanto il mancino di Petrov dovrebbe rientrare. Mammarella rientra ora il numero 1. Romano, Fantesele, in buca per Barra, anticipato da Petrov che riparte, va via il numero 23, palla per Joe Salla sul secondo palo, non ci arriva Pina, occasione potenziale per il Ciampino. Luisinho, Romano, Fantesele, Romano, ancora anticipato Barra, riparte Diaz, a spazio il numero 14, pensa al tiro, lo fa, colpisce l'altro numero 14 di giornata, André Fantesele. Pina, Petrov, 1 contro 1 con Barra. Pina, la sterzata, calcia, Mammarella respinge. Diaz si accentra, torna da Pina. Joao Salla, anticipato, anzi era Petrov, anticipato Joao Salla. Intanto fallo di Pina su Fantesele, arriva il primo fischio di questo secondo tempo, questo contatto prontamente rivisto al replay tra Pina e Fantesele. Eccolo qui il numero 14, Barrichello, Fantesele, Romano, Barrichello, Luisinho, raddoppiato Barrichello, non c'è fallo di Diaz e credo sia calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo per il Ciampino. Palla fuori. Alla fine Petrov va la meglio, 1-2, calcio a Petrov, Barrichello in estirada. Poi Diaz in buca per Pina, Mammarella! Sbarra la strada a Pina. Che parata di Mammarella su Pina che ha calciato a botta sicura. Paratona di Stefano Mammarella. Intanto la mette fuori Luisinho, quindi Petrov, Pina, Diaz, Joao Salla, fallo di Fantesele, primo fallo anche per Lecositi in questa ripresa. Squadra di Angelini nel primo tempo ne ha commessi 5, esaurendo il bonus.
Petrov calcia addosso alla barriera, poi Joao Salla anticipa Barrichello, riparte le Cositi, Fantasele, Luisinho, sterzata sul mancino, rimonta Diaz, riparte Joao Salla, movimento di Messina, ancora Joao Salla addosso a Barrichello, a spazio Petrov, la sterzata, calcia col mancino, si frappone Fantasele che poi lascia il posto a Pedro Guedes, rientra anche Skinina in luogo di Petrov. Skinina, Joao Salla, ancora Angelo Skinina, scambiano i due, Diaz, Romano gli dà fastidio, ancora Skinina che rischia, trova la deviazione di Fusari, la palla arriva a De Filippis, Skinina, Barrichello in anticipo, va via il numero 24, 1-2 con Fusari, ancora Barrichello, palla fuori, grande azione. Intanto problemi per Joao Salla, credo una botta allo stomaco, sì, per l'autore della tripletta che di fatto tiene in carreggiata la sua squadra. 9 reti in campionato per il numero 20 che accorcia una classifica marcatori interna su Pina che ne ha fatti 10. De Filippis, Messina, Skinina, colpo di testa di Barrichello che anticipa il movimento di Ferretti. Romano, Barrichello, Pedrinho, Romano, Barrichello col petto, Romano, Barrichello, Fusari, Barrichello, Pedrinho, Barrichello, Fusari, cerca e trova Barrichello di prima da Romano, intercetta Diaz e quindi Messina. 14:08 secondi al termine del match. Intanto Fusari anticipa Skinina e riparte. Avvia via Fusari, palla per Romano, palla per il gol di Pedro Guedes sull'assist di Romano. Le Cositi fa 5-3 con la quarta rete in campionato per Pedro Guedes. Splendida l'azione delle Cositi. Ha segnato con la maglia numero 30 Guedes. Ripartito il gioco con la rete quindi di Pedrinho. Tutto nasce da un anticipo di Fusari su Skinina, ha accelerato il numero 7, poi palla per Romano, splendido l'assist per il rimorchio di Pedrinho che ha battuto De Filippis. Quarto gol per Pedro Guedes, il terzo qui alla Pala Cesaroni in questa stagione. Prima era andato a bersaglio con Olympus e Mantova. Tanto Mammarella, Romano in avanti per il movimento ancora di Pedrinho, colpo di testa di Messina, recupera Fusari dopo il tocco di Skinina. Pedrinho in un primo momento cerca di servire Fusari, va via Ferretti, Messina, Pina, occhio, problemi per Romano.
Gli applausi del Palacesaroni per il proprio capitano. Segnali non positivi, chiesto il cambio dopo lo scontro in precedenza di Cositi, che ha già restituito palla. Ferretti col destro, Mammarella in due tempi ma non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Power play intanto per il Ciampino, è rientrato Schinina. Petrov, Pina, Petrov, ancora Schinina, Petrov, Pina, Schinina, Pina, destro intanto di Joao Salla, deviato da Aldo Cicero. Entra Gastaldo a difendere. Il power play del Ciampino, 12:20 da giocare. Petrov, Schinina, Petrov, Pina, Schinina, Petrov, Pina, Petrov, Schinina, Diaz. La palla tra il Paolo e Mammarella. Petrov, Pina, Petrov, Schinina, ancora Schinina, Diaz, Petrov, Schinina, Joao Salla intercetta lo Cicero, calcio a Fusari, addosso a Joao Salla, le Cositi guadagna una rimessa. Intanto rivediamo la parata di Mammarella sul palo praticamente. Grande risposta ancora di Stefano Mammarella. Barra, Lo Cicero, Gastaldo, Lo Cicero, Lo Cicero, Pedrigno, Barra, Lo Cicero, la giocata di Gastaldo. Pedrigno, Lo Cicero, Barra, non tiene la palla in campo. Intanto Gastaldo in avanti, rientra il power play, rientrano Joao Salla e Schinina per Ibanez. Petrov, calcia Pina, addosso a Gastaldo. Petrov, Pina, Petrov, Schinina col tacco, ci prova Diaz, addosso allo Cicero. Petrov, Schinina, Petrov, calcia Petrov, Mammarella sul primo palo, attento.
Skinina, Petrov, Skinina. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara di questa 13ª giornata, terzultima gara del girone d'andata. Tanto Diaz la tiene, Mammarella che vuole calciare, lo fa. Palla alta. Voleva coronare una prestazione super con la sua seconda rete in campionato. Skinina, Diaz addosso allo Cicero, ancora numero 14 in possesso. Lotta in mezzo a due, Diaz, l'ultimo tocco di Lo Cicero, batte Diaz. Petrov, João Salla, Petrov, Skinina, a spazio João Salla, addossa a Luisinho, poi Mammarella per Fusari, corre il numero 7, resta Skinina tra i pali, capisce tutto Petrov, riparte ora il Ciampino, va via Petrov che calcia col mancino, addossa a Luisinho, calcio d'angolo per la squadra di Banies. Pina, Skinina, Petrov, ancora Skinina, Petrov, Pina, Skinina, intercetta Fusari, ancora Diaz, Petrov, Skinina, Diaz in area di rigore, Mammarella. Altra pallonata in faccia per il numero 1 delle Cositi. Skinina, Petrov, Skinina, intercetta Luisinho, poi Fusari debole, la fa sua Petrov. 7:31 da giocare, ancora Petrov, Pina, Petrov, Skinina, Petrov, Skinina, alla meglio Fantesele, barra allunga per Fusari che viene fermato da João Salla, ma la rimessa è per le Cositi. Intanto cartellino rosso per Angelini, era stato ammonito in precedenza. Doppio giallo per il tecnico delle Cositi. Luisinho, faticoso, ben entrato.
Luisinho in avanti per Barra. L'ultimo tocco è stato dell'autore dell'1-0. Intanto faticoso. Si scontrano Fantesele e Ferretti. Il fallo è di Fantesele. Faticoso rischia, va via Pedrinho, De Filippis, poi contatto, calcio di rigore per l'Ecositi, cartellino giallo per De Filippis per la trattenuta su Pedro Guedes. Dal dischetto ci va Luisinho. Parte Luisinho con il mancino. Il gol di Luisinho Brizzi. 6-3. Ecositi al 13° della ripresa. Ha segnato con la maglia numero 22 Brizzi. Arriva quindi il terzo gol in campionato per Luisinho, il primo con la maglia dell'Ecositi dal dischetto, il secondo in questa stagione contro il Ciampino. Triplo vantaggio nuovamente per l'Ecositi, power play, intanto Diaz, Mammarella! Cosa sta prendendo questa sera Stefano Mammarella? Parata illegale su Diaz. Schinina, Pina ci prova, la porta è vuota, Mammarella prende la mira, Stefano Mammarella, che giocatore Stefano Mammarella. Sto cercando le parole ma non si trovano. Giocatore immenso. Ha segnato con la maglia numero 1 Incorona una prestazione super Stefano Mammarella, che fa 7-3 e probabilmente mette il punto esclamativo al match. Intanto rivediamo le azioni di questa ripresa. Secondo gol in stagione per Mammarella.
riprende la gara. Stiamo parlando di Mammarella, davvero complicato trovare parole, aggettivi per Stefano Mammarella, che ha parato oggi davvero tutto e ha chiuso una prestazione super con la rete del 7-3, la sua seconda realizzazione in campionato. Intanto Barra, più 4 Ecositi, 5-18 da giocare. Ci prova sempre col power play il Ciampino. Schinina, Salla, la parata ancora di Mammarella su Petrov. Intercetta lo Cicero. Schinina all'indietro. Petrov. Colpo di testa di Castaldo. La palla resta lì. Mammarella su Joe Salla. Lancio intanto di Mammarella. Barrichello la mette giù. Poi De Filippis spazza via. Barrichello. Fantesele accelera il numero 14. La palla passa, ma non ci arriva Fantesele sul passaggio di ritorno di Luisinho. De Filippis, 3:52 al termine della gara. Diaz, Ferretti, Joe Salla. Fallo su Diaz, fallo numero 3 per l'Ecositi. Diaz. Fusari, Barrichello, scucchiaia per Fantesele, poi la giocata, occhio ancora, Mammarella su Palmeggiani. Ancora Palmeggiani, palla alta. I Cositi che vuole tornare a vincere dopo quasi un mese e mezzo. Mancano poco meno di 3 minuti ormai, 7-3 per la squadra Angelini. Calcia Messina, grande prestazione comunque anche del Ciampino, poi ne parleremo con i protagonisti al termine della gara in diretta, sempre qui con la voce
Lancio di De Filippis, colpo di testa di Fantesele che anticipa Palmeggiani, sarà rimessa a Ciampino che però ha rinunciato alla portiere di movimento. Diaz, Barrichello, va via il numero 24 Luisinho, carica il mancino, murato da Diaz. Barrichello schiacciato, mette fuori Messina. Lo Cicero, Fusari, Pedrigno, Fusari, Lo Cicero, lancia in avanti, colpo di testa di Ferretti, poi Gastaldo, fallo di Palmeggiani su Gastaldo. Braccio largo del numero 13 del Ciampino. Pedrigno, Gastaldo, palla per Palmeggiani, destro murato dal ritorno di Pedrigno e quindi sarà corner per il Ciampino quando mancano 93 secondi al termine della gara. Rimanete sintonizzati per le interviste del post gara ai protagonisti del match. Intanto il destro di Ferretti addosso a Pedrigno, gol di Pedrigno, ha un po' indirizzato la gara nella ripresa, il 5-3 sull'assist di Romano poi che si è infortunato durante il match, poi il 6-3 di Luisinho su calcio di rigore sempre per il fallo su Pedrigno da parte di De Filippis e poi il 7-3 di Mammarella che ha coronato davvero una prestazione sontuosa. Calcia Messina addosso a Gastaldo. Palla fuori, la mette giù Ferretti. Messina, Ferretti, non la tiene in campo il Ciampino con Messina. Ultimo giro di lancette qui al Pala Cesaroni. Va via Messina, fermato da Gastaldo, la palla arriva a Mammarella. Ancora Mammarella sulla deviazione di Messina. Gastaldo. Ferretti. Palmeggiani col mancino, palla fuori. Lo Cicero. Pedro Guedes. Si incunea e poi serve Barra. Si ferma Lo Cicero. Mancano 7 secondi. L'Ecositi torna a vincere in campionato dopo un mese e mezzo. Batte 7-3 il Ciampino. La squadra di Angelini sale a 22 punti in classifica. Restate con noi per le interviste del post gara. Di notte a cercare il valore, quanto è buono
l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'ombra. Pala Cesaroni, facciamo un grande applauso ai nostri ragazzi. L'appuntamento per la prossima gara casalinga dell'Eco City è venerdì prossimo, 29 dicembre. Allora stiamo per regalare. Siamo con Stefano Mammarella. Stefano, io in telecronaca ho detto non riesco a trovare più le parole per descriverti. Hai fatto una partita immensa, hai coronato la tua prestazione con un gol, bisognava tornare a vincere. Sì, che fortuna, ci sono riuscito finalmente, ci ho provato prima, l'ho sparata al cielo e poi abbiamo chiuso la partita. Importantissimi 3 punti, io sono tornato questa settimana grazie al lavoro dei medici, dello staff sanitario e di tutta la squadra, ringrazio prima loro e poi sappiamo che quando non si ottengono vittorie è sempre difficile vincere, questa è la medicina giusta per ripartire. Una vittoria giusto per ripartire, il 29 si torna in campo, un'altra partita fondamentale per scalare la classifica. Sì, certamente, Sala Consilina è un'ottima formazione, gioca benissimo e corre tanto. Adesso dobbiamo mettere in cassaforte questi 3 punti e poi pensare andare a festeggiare il Natale e pensare subito alla Sala Consilina. Ringraziamo Stefano, restiamo qui per l'intervista da parte del tecnico del Ciampino. Mister Ibanez, è un risultato forse troppo largo per quello che si è visto in campo, perché Mammarella oggi nel momento decisivo della gara ha parato davvero tutto. A questo Ciampino manca probabilmente la vittoria per scalare la classifica. No, manca, penso che segnare, noi sempre giochiamo una parte la giochiamo, la seconda o la prima parte non giochiamo mai. Se noi non siamo una squadra con intensità in questo campionato penso che è impossibile poter fare qualcosa. È vero che la situazione oggi non è buona per noi, ma sappiamo lo che teniamo, dobbiamo lottare. Prossima partita Verona in casa, dobbiamo provare a vincere e fare 3 punti. Ringraziamo Mister Ibanez, è tutto dalla Pala Cesaroni. Buon Natale, ci rivediamo il 29 per Eco City Sala Consilina.